Vi avevo raccontato degli acquisti, poi siamo stati a Piazza Italia, sì, e anche lì ho preso, buone, questa è la frutta della box di ieri, perché ho detto le fragole erano mezze andate, allora ho detto faccio una macedonia, le peschi anche, ma che profumo, che gusto, cioè, allora ho fatto la macedonia, buona, molto molto buona. Stavo dicendo che da Piazza Italia ho preso dei pantaloncini corti, sono proprio ingrassata, cioè io convinta vado a prendere di un paio di pantaloni, ho provato la 42, non mi saliva neanche, ho detto ok, lascia perdere. Ho una 44 più o meno, 46, dipende dipende dai vestiti, in sostanza. Comunque sì, io tutta fiduciosa, sì, ma mi entrano. Per la vita mi entrerebbero anche, ma per le cosce no. E quindi vabbè dai, comunque ho preso dei pantaloncini che ho già lavato, ho lavato tutto ieri sera, infatti ieri sera erano le 11:30 e stavo stendendo la roba. Mi manca proprio questa routine della mattina che ho solo la domenica purtroppo. Mi manca alzarmi, io prima cosa pulisco casa, però mi manca tanto. Anche il mio lavoro è solo esclusivamente la mattina, cioè necessariamente deve essere fatto la mattina e quindi boh, chissà in futuro come andrà. Adesso mi prendo il mio integratore per le mie gambine. Qui è dove ho lo gnocco dentro, che però sì, qua c'è un alone, ma non è qua lo gnocco, è qua dietro. Eccolo qua. Cioè io ho problemi a questa zona qua in sostanza, che vedete dove passano anche le vene. Adesso queste qua invece non sono gonfie, miracolosamente, però le gambe non sono così gonfie oggi. Siamo a Cortina, abbiamo fatto un parcheggio tattichissimo, ma d'altronde bisogna prendere qualsiasi posto qua perché non c'è mai parcheggio. Andiamo in quel di Cortina e oggi ho rimesso il vestitino, mi fa sembrare con la pancia enorme, se c'hai. Visto che siamo qui, panino con la salsiccia e patatine. Abbiamo trovato l'unico posto era al sole e quindi siamo al sole. Quelli all'ombra ce li hanno fregati. Vabbè. Patatine. Franz non può mangiare perché l'apparecchio ha fatto il suo effetto. Boh, prova a mangiare sta roba. È già piena di briciole. Buono, un semplice panino con la salsiccia. Però il sole cuoce, fa tanto caldo. In macchina, che ora abbiamo fatto? Mezzogiorno e un quarto. Io ho già pranzato. Qualcuno no. Mangerà un po' di macedonia che è morbida e fredda. Devo avere i denti anche sporchi, vabbè. Comunque è abbastanza gente. È strano dopo tanto vedere tutto sto movimento. E d'altronde erano 2 anni che non la facevano questa sagra e bello dai. Ci sta ogni tanto muoversi così. Vabbè, comunque adesso iniziava a riempirsi un po' troppo. Pomeriggio poi, cioè se per caso veniste qua in futuro alla sagra di Cortina, non andare mai al pomeriggio, mai, perché c'è sempre una gara di corsa e in centro chiudono mezzo corso praticamente e lo spazio è ristretto per le bancherelle, cioè per guardare le bancherelle, quindi
alla fiera di Cortina si va la mattina, ho fatto anche la rima, perfetto, adesso andiamo a casa. Mi faccio 2 passi, cos'era? Super strada, smaltisco tutto quello che ho mangiato oggi. Che bello il cielo. Ma non è tanto colorato, sono le 9 passate, no, le 9 di sera. No, 9 passate, sono le 9 di domenica sera. Perché a una certa ora del pomeriggio ho detto, beh, andiamo su a fare merenda in baita. E alla fine siamo ancora qua. Che pace. Wow. Che bello. Vabbè, torno giù in baita. In realtà è più buio di quello che vedete voi, non è così luminoso, però c'è sempre sto cielo bellissimo. Vabbè, ci vediamo in un'altra giornata di vlog, oppure in un vlog nuovo, non lo so. Non so cosa farò. Intanto vado giù, Franzi vuole bere il caffè e poi torneremo a casa. A casa ho tutta la biancheria che mi aspetta, devo piegarla, è ancora di fuori. Devo ancora dar da mangiare ai gatti, avrei dovuto dare acqua all'orto, però ormai è tardi, non darò acqua all'orto. Oggi era ancora umida la terra, quindi mi sa che non farò niente. Vabbè, dai. Oggi tra l'altro c'è stato il distacco di una parte del ghiacciaio della Marmolada. Non ho bevuto, perché fa troppo caldo. Cioè anche qui ci sono temperature da città proprio. Troppo caldo per essere montagna. Ma dovrebbero calare un attimo, tornare normali, perché veramente fa tanto caldo. Cioè io sono ancora in pantaloncini corti e alle 9 di sera. Cioè, vabbè. Che buono profumo di bosco. Ah, quest'ora è bellissimo perché non ci sono rumori, senti solo gli uccellini cantare, i grilli, tutte quelle robe lì e basta. Vabbè, ci vediamo. Ciao. Io quando dico che ho gli ormoni che non funzionano, io sono sconvolta. Ma veramente sono tanto sconvolta. Ho un pelo lunghissimo qua. Cioè, lo vedete questo? Questo? Ma è una cosa sconvolgente. Cioè, io non ho mai avuto i peli qui. Per quello vi dico che ho gli ormoni che non funzionano e questa ne è la prova, cioè un pelo enorme. No, io non dico più niente. Comunque c'è bel tempo adesso. Allora stamattina era bello, era tutto sereno, c'era il sole. Poi a una certa ha iniziato a velarsi il cielo. Poi ha fatto temporale, ma brutto proprio, tanta pioggia. E adesso c'è il sole. Ecco, questa è la montagna, come sempre vi dico. Cambia da un secondo all'altro. Comunque questo pelo mi ha sconvolta.
Non so, io adesso lo tolgo, cioè è brutto anche da vedere, ma io non mi sono mai accorta di averlo. Io ho detto, guarda qua un pelo di pepe. No, no, è mio, non è di pepe. Pensavo si fosse appiccicato perché mi viene intorno. No, io sono... Ciao. Oh, un buzzicotto! Ma guarda, guarda la volpe e il caprino, guarda che giocano insieme! Guardali! Oh, che carini, guarda, guarda! Andate giù. Sono in compagnia di piccola Simon. Stasera ha detto che ha bisogno di coccole di compagnia. Simon. Simon. Bella Simon. Sì. Bella. Simon, guarda quanto pelo che perdi. Hai visto che roba? Sì, sei bellissima, amore, ma perdi tanto pelo. Sei proprio pazza. Vicky, guarda che siete de pollo. Guarda quanto pelo.